La Bassanese, storica libreria e cartoleria di Bassano del Grappa, da più di 80 anni riferimento nel territorio, organizza periodicamente incontri con autori al proprio interno. Domenica 12 marzo la Bassanese ha dato appuntamento ai propri lettori per incontrare Eugenio Benettazzo, trader professionista ed economista tra i più conosciuti in Italia e presidente di Uchain SPA, che ha presentato il suo ultimo libro Capitali coraggiosi. Si tratta nello specifico di un pamphlet incentrato sull'industria del crypto asset management, ossia come si è evoluta tutta l'offerta di strumenti sia finanziari regolamentati che non post creazione di Bitcoin dal 2008. Nello specifico si è trattato di andare ad analizzare l'evoluzione ciclica che ha caratterizzato nello specifico questo prima crypto asset conosciuta al mondo e successivamente tutto quello che è andato a crearsi negli anni fino ai giorni nostri, in particolar modo mettendo in evidenza l'evoluzione delle cosiddette blockchain di terza generazione, considerando che Bitcoin rientra nella casistica delle blockchain di prima generazione, che utilizzi casi di adozione prestigiosi oggi possiamo già percepire e notare a livello di visibilità mondiale e soprattutto poi a fronte di quelle che sono state le dinamiche che hanno caratterizzato spiacevolmente il 2022, che proiezioni potremmo attenderci nei prossimi 2 o 3 anni in preparazione del quarto ciclo di halving di Bitcoin atteso per aprile-maggio del 2024. La mission originaria di Bitcoin era quella di convertirsi in un cash payment peer-to-peer, ossia la possibilità di utilizzare una digital currency per i pagamenti quotidiani, quasi come se fosse una sorta o di dollaro digitale o di euro digitale, ovviamente senza intermediazione da parte di autorità centrali. Con il tempo abbiamo assistito ad un cambio cosiddetto di narrativa sia di Bitcoin che anche di tante altre cryptocurrency che poi sono nate e si sono evolute sulla scia di quello che è stato Bitcoin. Ad oggi Bitcoin ha un unico utilizzo riconosciuto a livello mondiale, che è quello speculativo, mentre sono nate e si sono evolute nel corso degli anni blockchain di seconda e terza generazione che servono per alimentare varie tipologie di servizi sempre all'interno della crypto economy, in particolar modo quello che si è visto in questi ultimi 12-18 mesi essere uno dei settori che potrebbe cambiare drasticamente anche le nostre vite nei prossimi anni è quello del metaverso, che è un tema che viene trattato con con notevole approfondimento in seno al pamphlet, facendo capire come dovrebbe evolversi quello che è stato old economy, poi new economy, successivamente digital economy in piena pandemia, adesso crypto economy e più avanti addirittura metaverse economy. E l'entrata anche delle banche, diciamo quelle classiche, fa parte di questo cambiamento. Esatto, questo è un aspetto principale che ha caratterizzato l'evoluzione, chiamiamola, della crypto economy negli ultimi 3 anni, ossia che mentre fino al 2017-2018 le cryptocurrency o le criptovalute venivano esclusivamente concepite per finalità o speculative o addirittura per creare cosiddetti schemi Ponzi, si è assistito a un cambio di paradigma all'interno dell'industria dell'asset management tradizionale, a cominciare dalle banche di investimento che hanno alcune concepito come questo specifico settore possa essere un surrogato finanziario di una tecnologia nascente che è tutto quello collegato allo sviluppo e l'adozione delle blockchain per il web free, cioè per quella grande trasformazione che riguarderà tutti quanti noi nei prossimi anni, quando i smartphone di ultima generazione saranno tutti dotati di un crypto wallet.